Ingegnere Barone, ottava edizione di Caddi Comune Lucciola. Sì, siamo qui alle ore 3:10. Le celebrazioni stanno per iniziare, abbiamo tutto pronto, compresi gli attori, i musicisti, i lettori e il pubblico, perché dobbiamo celebrare stamattina, ormai siamo mattina, in questo venerdì, come venerdì fu nel 1867, stranamente. Una coincidenza molto strana che avviene non ogni anno, ma comunque dobbiamo celebrare la nascita di questo nostro genio, che molti ancora ad Agrigento fanno finta di non conoscere. E lo abbiamo verificato questo in 3 occasioni. Primo, nel recente tema che è stato dato agli esami di maturità, in cui i ragazzi di Agrigento si sono cimentati. Era un tema proprio su Pirandello e su una delle opere, chiamiamole meno famose o meno conosciute. L'opera si chiamava Si gira, e poi Pirandello gli cambiò il titolo nel 1925 in Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, dove lì c'è la genialità di Pirandello, in quale nel 1925 niente meno mette in evidenza o va a cogliere ciò che poi diventerà la catena di montaggio delle grandi industrie, e quindi lui mette in evidenza l'alienazione dell'uomo che sarebbe avvenuta e che era, diciamo, messa in evidenza dal Si gira di questo Serafino Gubbio Operatore, che girava costantemente con la mano, che cosa? La macchina da presa. Turisti che noi accogliamo ogni giorno, i quali ci dicono che Pirandello è conosciuto al massimo per il 3%, sono tutti pirandellisti, non sono persone superficiali. Si siedono e ci dicono questo: massimo il 3% di quello che è Pirandello viene conosciuto qui ad Agrigento, più che altro valorizzato, e questo è gravissimo. E l'ultima è quella che dice il nostro sindaco, perché ormai il nostro sindaco gira come sindaco di Capitale della Cultura, e nota presso gli altri sindaci che a noi ci invidiano non la Valle dei Templi, ma la figura del premio Nobel Pirandello, perché è conosciutissimo in tutta Italia e in tutta Europa. Dottore Cinque, presidente dell'Associazione Concordia, oggi alle 3:10 nuovamente qui a casa Luigi Pirandello. Per noi è un appuntamento fisso quello di venire il 28 di giugno nel luogo dove Pirandello è nato. Noi siamo cultori appassionati di Pirandello, per cui venire a respirare quest'aria, venire a portare un omaggio a quello che è stato e che è il drammaturgo che ha rappresentato benissimo la nostra città e ha fatto conoscere la nostra realtà in tutto il mondo, che ne ha saputo interpretare i paradossi, le contraddizioni, tutto il resto, è qualcosa che ci riempie di piacere. Venire alle 3 di mattina proprio per venire ad onorare il nostro grande concittadino, per noi è non solo un onore, ma è un piacere a cui non possiamo mancare. Noi della Concordia siamo venuti qua con le nostre donne che stasera interpreteranno i personaggi di Pirandello, ma il Pirandello ce l'abbiamo qua con l'amico Pippo Alvaro, che è il nostro Pirandello. Pippo Alvaro, il vero Luigi Pirandello, possiamo dire. Diciamo di sì, perché stranamente questo signore che è nato qua mi assomiglia, e vabbè, ma non tutti siamo perfetti. Oggi siamo qui appunto per celebrare la nascita del grande drammaturgo Pirandello. Lei cosa farà in questa occasione assieme alle signore? Allora, io presenterò tutte le performance o i monologhi che faranno le mie colleghe. Alla fine poi vi farò una sorpresa che spero che sia gradita da un grande dramma scritto da Pirandello. Dottore Cilona, lei ha scritto questo libro su Pirandello, di cosa si tratta? È un libro che racconta la vita e le opere di Luigi Pirandello, ma soprattutto il rapporto di Pirandello con la città di Agrigento e con i suoi concittadini giurgintani. È un libro che passa in rassegna tutti gli avvenimenti più salienti della vita del grande drammaturgo
agrigentino. E proprio ogni anno noi alle 3:10 ci troviamo davanti alla casa natale per ricordare la sua nascita. E questa casa ha un passaggio importante della vita di Pirandello: quando è nato, quando si è sposato e quando poi le sue ceneri sono sepolte qui al Caos. Quindi questo trittico è importante per sottolineare che la zona del Caos rappresenta una parte significativa della città. Purtroppo non è abbastanza portata alla promozione turistica e culturale. Agrigento dovrebbe vivere di Pirandello come altre località, parlo di Recanati per Leopardi oppure di Pescara con D'Annunzio o di altri magnifici scrittori. Questo concittadino aveva la forza di avere un amico De Gubernatis, il quale ogni volta che tornava ad Agrigento raccontava tutti i fatti più salienti della città, e lui attraverso i racconti di De Gubernatis faceva le sue novelle. Quindi noi dobbiamo qui dire che veramente Pirandello è giurgindano a tutti gli effetti, anche se opportunamente Pirandello non amava tanto i suoi concittadini. La notte del 28 giugno 1867, alle 3:30,